Buonasera a tutti. Sono davvero felice questa sera di poter parlare di un traduttore e anche autore in proprio catalano, Andreu Febrer, che tradusse la Divina Commedia. Però prima di presentare la mia comunicazione, mi corre l'obbligo di ringraziare Fondazione Cassamarca, che ci avrebbe dovuto ospitare nella bellissima sede di Ca' dei Carraresi, che purtroppo non è possibile, ovviamente per le ragioni che tutti sanno, utilizzare, e la professoressa Maria Giuseppina Vincitorio e il professor Giorgio De Conti della Società Dante Alighieri, Comitato di Treviso, che mi hanno coinvolto in questa iniziativa lodevolissima, proprio nel 7° centenario della morte di Dante Alighieri. Bene, allora per cominciare la mia comunicazione vi vorrei presentare delle slide sulle quali baserò l'intera mia comunicazione. Purtroppo non ci potrà essere alla fine nessuna interazione con i partecipanti. Spero che comunque sia tutto chiaro, e se qualcuno avesse dei dubbi o delle domande può rivolgermele tramite la posta elettronica all'indirizzo ricomunive.it. Adesso passiamo alla condivisione e vedremo le nostre slide. Bene, la traduzione catalana di Andreu Febrer della Divina Commedia, Barcellona 1429, e la fortuna dei classici italiani in Catalogna. Perché ho messo questo sottotitolo? Perché nella nostra comunicazione toccheremo anche, in parte perlomeno verso la fine, un po' della fortuna in senso lato presso molti scrittori, non necessariamente specialisti della traduzione, della fortuna dell'opera di Dante in Catalogna specificamente. Ovviamente la fortuna catalana rientra nella declinazione più ampia della fortuna iberica, ma ha una sua specificità che cercheremo di analizzare nel corso di questa nostra comunicazione, proprio partendo da questa traduzione che, come vedete dal titolo, viene conclusa a Barcellona nel 1429. Ma per iniziare, prima di entrare nel cuore del nostro argomento, volevo proporvi una citazione. È una citazione che in Catalogna conoscono molti, in Italia forse molti di meno, ma potrebbe essere nelle memorie scolastiche di ciascuno di noi, se abbiamo letto bene perlomeno la Divina Commedia, che si tratta della Cantica del Paradiso, dove c'è un'allusione che reputo interessante e che ai catalani, diciamo, qualche volta è stata un po' indigesta. Vediamo questi tre versi, questa terzina, tratta dal canto ottavo del Paradiso. E se mio frate questo antivedesse, la vara povertà di Catalogna già fuggeria perché non li offendesse. Come leggete dalla specificazione sotto, tutte le citazioni che userò nel corso di questa comunicazione sono tratte dall'edizione critica di Giorgio Petrocchi. Ecco, questa è una citazione che parla di avara povertà di Catalogna. Ovviamente dobbiamo contestualizzare la citazione all'interno del canto. Prima di fare questo, però, vediamo la traduzione che proprio Febrer propone di questa terzina. E Simon Frare, això antivezés, la vara povertà de Catalunya fuggiria già che non lo fenesse.
Vedete, è un calco quasi dalla versione italiana e dico con ragion veduta, credo che oggi nel catalano attuale questa terzina probabilmente sarebbe difficilmente comprensibile, perlomeno nel primo e nel terzo verso, mentre la vara povertà de Catalogna è abbastanza chiara. La citazione della traduzione di Febré, della Divina Commedia, la traggo dall'edizione di Anna Maria Gallina, pubblicata dall'editore Barcino nel 1983. Allora, perché cominciamo da questa citazione? Il verso, come vi dicevo prima, in Catalogna è abbastanza conosciuto, certo, insomma, nei limiti in cui una opera letteraria non autoctona, peraltro, può essere noto, ma proprio perché si parla di avara povertà, che sembra appunto riprendere un luogo comune, anche se in realtà probabilmente non ha nulla a che fare con il testo dantesco, però Dante raccoglie e comunque adopera questa, diciamo, sintagma avara povertà che in qualche modo suscita qualche problema. Ci riporta alla storia catalana e alle ampie conoscenze storiche e culturali di Dante. Queste ampie conoscenze storiche e culturali ovviamente vanno spesso interpretate all'interno del testo dantesco, che sappiamo è stato commentato più volte, e proprio questa terzina offre una molteplicità di interpretazioni che ci fanno capire che proprio ha in sé una ambiguità, proprio anche nel termine di riferimento di questa avara povertà, che potrebbe cambiare il significato a seconda delle interpretazioni che vengono adottate. Ed è forse per questo, ci chiediamo un po' provocatoriamente, ovviamente, che in Catalogna si produce la prima traduzione in una lingua romanza completa e in versi dell'opera dantesca. Questo è un primato che vanta la Catalogna, e possiamo già anticipare finora che non è certo dovuto a quel verso, ma diciamo partiamo da questo verso proprio perché si allude a questa realtà che comunque Dante dimostra, se non approfonditamente, ma certo per un uomo del suo tempo, di conoscere, anche attraverso, diciamo, i fatti o addirittura le leggende che potevano provenire da quello che allora era il regno catalano-aragonese, che chiamiamo per semplicità oggi Catalogna. Allora, contestualizziamo appunto la citazione dalla quale vogliamo partire. Si tratta del canto ottavo del Paradiso, come abbiamo già visto. È il canto di Carlo Martello d'Angiò, alla cui anima, che gli si fa innanzi, Dante, col permesso di Beatrice, chiede: «De chi siete?» Diciamo che il permesso di Beatrice viene espresso da Dante con dei versi bellissimi: «Poscia che gli occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti, ed essa fatti li avea di sé contenti e certi». Quindi un sguardo, una intesa di sguardi che fa capire appunto a Dante che può chiedere all'anima che gli si fa innanzi la sua, diciamo così, per adoperare un termine oggi molto di moda, inutilmente, la sua identità. Ed ecco la risposta, la sintetizzo: «Il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe». Certo, se fossi stato più tempo, oggi non ci sarebbe stato il male che invece poi ci fu, visto che io non ebbi l'opportunità, perché morii in giovanetta, di porre rimedio ai mali che si andavano commettendo. Ecco, secondo alcuni commentatori, lo diciamo, ripeto, sempre per spiegare la questione relativa alla citazione della vara povertà di Catalogna, secondo alcuni commentatori si tratta di un'allusione alla politica del padre, cioè del padre di Carlo Martello d'Angiò, cioè Carlo II d'Angiò, politica che il figlio, se fosse vissuto a lungo, ovviamente non avrebbe praticato. Diciamo che la politica di Carlo II d'Angiò è anche all'origine del Vespro siciliano, e quindi c'è dietro un problema politico che
poi fra poco, nelle prossime slide, vedremo con qualche dettaglio in più, senza ovviamente approfondire perché non ce lo consente né questo è specificamente il nostro tema, né il tempo è sufficiente. E quindi andiamo alla questione dell'avara povertà di Catalogna. A chi si riferisce dunque? La terzina, diciamo che precede quella incriminata, tra virgolette, è se mala signoria che sempre accora i popoli suggetti non avesse mosso Palermo a gridar mora, mora, e se mio frate questo antivedesse, la vara povertà di Catalogna già fuggeria, perché non li offendesse. E quindi capiamo dalla terzina che precede che si tratta di un canto che ha un contenuto politico, il cattivo governo, la mala signoria, che viene in qualche modo ricollegato, questo lo capiamo, proprio alla vara povertà di Catalogna. Questa connessione tra quella terzina che ci parla di cattivo governo e la vara povertà di Catalogna, che da un lato ci sembrerebbe dire o ci sembrerebbe far capire di una caratteristica antropologica dei catalani, va probabilmente connessa invece, anzi certamente connessa a una questione politica. E qui, come vi dicevo all'inizio della mia introduzione a questa comunicazione, le interpretazioni divergono, come spesso accade in Dante. Poi le interpretazioni, come sanno tutti i dantisti, ma anche chi legge solo Dante per pura passione, si stratificano e creano livelli di significato sempre più diversi e talora anche divergenti, appunto, e che molto spesso ci fanno perdere nei meandri delle interpretazioni, abbandonando quasi il testo nella sua, diciamo, essenzialità poetica. Allora, un'interpretazione potrebbe essere questa: il cattivo governo angioino della Sicilia, all'origine appunto dei Vespri, come avevo ricordato prima, nel 1282, dovrebbe servire da monito al fratello di Carlo Martello, Roberto, talché rifugga il malgoverno e conseguentemente la vara povertà di Catalogna. Ricordo che Carlo Martello è sotto forma di anima, ovviamente. Invece, secondo un altro commentatore, Giacalone, che poi riprende anche molto spesso Sapegno in qualche conclusione, si tratterebbe degli avari ministri della Catalogna che il fratello Roberto dovrebbe allontanare da sé, e quindi ministri che vengono da questa area europea. Avrebbe conosciuto, diciamo, Carlo Martello, anzi scusate, il fratello Roberto, questi ministri durante dei soggiorni appunto nel regno catalano-aragonese, e su richiesta proprio sua gli furono mandati nel regno di Napoli al fine appunto di aiutarlo nell'amministrazione, cosa che, secondo questa interpretazione, ovviamente farebbero con, diciamo, avidità, per così dire, virtù, o meglio, difetto, vizio del politico, purtroppo, ahimè, diffuso, che lo rende una mala signoria il suo governo. Ma diciamo, questa è l'interpretazione, come dicevo, di Giacalone e Sapegno, ma ce ne sono molte altre. Vediamo più, diciamo, a interpretazioni forse magari più corrive, apparentemente, ma che parlano di una maggiore conoscenza della realtà catalana, perché uno, diciamo, dei limiti dei commentatori di Dante è che dovrebbero conoscere da specialisti decine di argomenti, da centinaia di argomenti, e non si può essere specialisti di tutto. Ora abbiamo Anna Maria Gallina, che era una catalanista, che ha fatto e curato l'edizione poi della traduzione di Andrea Febré, che invece opta per un'altra interpretazione, dicendo che la vara povertà di Catalogna si riferisce come allusioni ai mugaveri catalani che avevano fama di essere poveri e avidi e che Roberto aveva portato con sé appunto nel regno di Napoli, analogamente ai ministri, diciamo, secondo l'interpretazione di Giacalone. I mugaveri, ve lo ricordo, in catalano almogavers, che viene da una parola probabilmente araba, non erano altro che dei soldati mercenari che avevano dato una buona mano ai vari re catalano-aragonesi nella espansione mediterranea del regno, e si erano macchiati anche di
crimini e di saccheggi, di violenze, insomma avevano una fama piuttosto sinistra. A questa fama, e quindi anche alla relativa abilità, secondo Anna Maria Gallina, si riferisce quell'avara povertà di Catalogna. I Mugaveri, vi ho spiegato appunto adesso chi fossero, diciamo che anche il termine italiano molto spesso è plurale, anche se nei dizionari italiani la parola maggiormente registrata è proprio quella che vi ho indicato al terzo punto della presente slide, cioè chi erano appunto i Mugaveri e non gli Almogavari, come forse si può trovare anche in qualche magari traduzione antica di cronache catalane. Dico questo perché ne citerò proprio una più avanti. E vediamo ancora altre interpretazioni, sempre di questo, pensate quindi a un piccolo verso di una terzina, cosa può scatenare. Io mi sono limitato, avrei potuto essere molto più ricco nella messe di queste interpretazioni. Per altri si tratta solo di evitare invece l'avarizia degna di Catalani, cioè qui siamo già a un'interpretazione più di carattere antropologico, basata sul luogo comune, quello che dicevamo prima. È quella che sembra, diciamo, un po' anche sottoscrivere qualche critico. E vediamo quello che invece scrive Vito Tirelli ad vocem Catalonia nell'enciclopedia dantesca. La vera povertà di Catalogna è stata assunta a denuncia dell'avarizia di re Roberto d'Angiò. Attenzione, quindi l'avarizia è transitata sul fratello di Carlo Martello d'Angiò, che sarebbe stata degna di un catalano o che il re avrebbe appreso durante la sua permanenza in Catalogna come ostaggio. Quindi di fatto avrebbe fatto una specie di stage, o come dire un master in avarizia in Catalogna appunto, e avrebbe conseguito il relativo titolo, dico un po' a questo modo, e poi sarebbe tornato in Italia, dove avrebbe applicato queste conoscenze che appunto vengono definite sempre con la provenienza però catalana, avara, povertà di Catalogna. Bene, allora, vediamo se riusciamo a togliere questo disturbo. Ecco, ma dobbiamo intendere che i catalani erano, diciamo, poveri, come appunto sembra accreditare avara, povertà, e quindi in quanto poveri erano anche avari. Questo non è accreditato dalle fonti, questa idea che la Catalogna fosse una provincia povera. Io ne ho cercato un punto di una cronaca che vi consiglio di leggere, che è la cronaca di Ramon Montaner. Poi nella bibliografia qui sotto, proprio in questa slide, trovate anche il riferimento bibliografico dove poterla leggere, perché si tratta di una cronaca che è una piacevolissima lettura. Peraltro l'edizione che sto utilizzando ha l'introduzione di Leonardo Sciascia, che ha riproposto questa traduzione di Filippo Moisè di pezzi delle due delle maggiori cronache catalane, cioè questa di Ramon Montaner, che utilizziamo in questo caso, e anche quella di Bernat Desclot. È un libro che è uscito ormai più di 30 anni fa, che però in qualche libreria antiquaria si trova, lo dico per coloro i quali fossero interessati a leggere questo tipo di storie, che credo ci avvicinano di più alla realtà storica, al di là delle interpretazioni che possiamo trarne da fonti letterarie. Dice, lo leggo in originale, poi perché lo leggo in originale? Perché poi c'è un piccolo commento da fare sulla traduzione. E neguno pens, leggo sulla sinistra dello schermo, che Catalogna sia poca provincia, ans vull che sappia tothom che in Catalogna ha comunemente pus ric poble che negu poble che io sappia ne ha già vist de neguna provincia, si bella gens del món della maggior parte los fan pobres. Per es que Catalunya no ha aquelles grans riqueses de moneda de certs homens senyalats, com han en altres terres, mas la comunitat del poble és l'opus benanant que poble del món. E aquí viuen mills e pus ordenadament en llur alberg amb llurs mullers e amb llurs fills, che poble che al món sia. Ecco, quindi
diciamo, vedete, anche questo si tratta di un catalano medievale, ovviamente parecchio diverso da oggi e peraltro abbastanza trasparente, non particolarmente difficile, però ci sono anche delle piccole, come dire, non dico scorrettezze nella traduzione, ma cose che andrebbero precisate. Dice Filippo Moisè: ne si pensi che la Catalogna sia una provincia di poco conto, sappia sia al contrario, che il popolo di questa contrada è generalmente più ricco di alcun altro che io mi sappia, o che io abbia veduto, quantunque sia chi pretenda che sia povero. È vero che si veggono in Catalogna come altrove uomini potenti possedere grandi ricchezze in denaro, ma la maggior parte del popolo vive negli agi più che altrove. Gli abitanti stanno nelle case proprie in compagnia della loro moglie e dei figli, con maggior ordine e abbondanza domestica che alcun altro popolo. Questo è nel capitolo 29, pagina 40 dell'edizione che vi ho citato. Perché vi ho letto sia diciamo l'originale che la traduzione? Perché in realtà traduce proprio la prima fase che la Catalogna sia una provincia di poco conto. In realtà andrebbe tradotto più chiaramente che sia una provincia povera, cioè non c'è un problema di fama in questo caso. Poc è un aggettivo che nel catalano medievale vuol dire effettivamente molte cose e probabilmente, dato la contestualizzazione, si sta parlando appunto di ricchezza e povertà, è più probabile che questo aggettivo voglia dire appunto povero. Però il senso comunque è chiaro. La Catalogna non è una area affatto povera, quindi questa vara ha un senso relativo che andrebbe precisato e comunque non aderente a quello che è la realtà sociale ed economica che ci descrive in questo breve brano Ramon Montané. Allora, quali sono le conclusioni? E poi finalmente, dopo questa lunga introduzione, che credo interessante proprio perché parla di un punto in cui si parla della Catalogna nominandola come, diciamo, nazione quasi, come nazio medievale, sia importante anche per la ricezione, che poi può essere determinata in senso qualitativamente diverso a seconda di come possa venire interpretato questo proprio dagli interessati, che peraltro posso già anticipare finora non è che se la siano presa particolarmente per questa allusione dantesca. La Catalogna, come dicevamo, era ricca all'epoca e l'allusione dantesca, perlomeno secondo i parametri dell'epoca e secondo, diciamo, l'area in cui si trovava, che era la penisola iberica, è puramente strumentale, cioè come se ne possono rinvenire altre nel poema dantesco, per esempio su Firenze, senza che ovviamente ciò implichi da un lato una valutazione storiografica di certa politica catalano-aragonese o dall'altro, e peggio ancora, un apprezzamento, diciamo, antropologico, come alludevamo all'inizio. Cioè di quello che si dice da noi adesso, non so, magari questi luoghi comuni, tipo i genovesi sono taccagni, gli scozzesi anche, ecco i catalani in Spagna hanno questa fama, non so, nella penisola balcanica forse sono gli sloveni. Peraltro questi paesi accusati di diciamo, essere taccagni hanno però una caratteristica in comune che li contraddistingue, che è la laboriosità. Anche su queste categorie antropologiche ci sarebbe molto da ragionare e anche per trovare conclusioni interessanti. Quindi ci troviamo, per concludere, con Roberto d'Angiò nel Regno di Napoli, in un contesto di cattivo governo, come abbiamo detto, per non dire di vessazione fiscale, di cui magari era più esperto il padre, posto in opera dal padre e forse dal fratello di Carlo Martello, che conduce alla mala signoria che il poeta denuncia. Ecco, questa potrebbe essere, ed è forse la contestualizzazione più verosimile. E questo avara povertà di Catalogna è ovviamente in qualche modo volto a rafforzare questo, diciamo, giudizio negativo sulla mala signoria, sul cattivo governo. Bene, e cominciamo a parlare della nostra traduzione, che è l'oggetto principale della nostra comunicazione odierna. Il titolo che vedete riportato alla testa della slide all'inizio è proprio come inizia l'incipit del manoscritto che ci trasmette questa traduzione di Andreu Fabré. Comença la Commedia de Dante Alighieri de Florenza, traslatada per Andreu Fabré.
Si tratta, come ho già ricordato prima, di una traduzione in versi delle tre cantiche, che è stata conclusa nel 1429. Lo ricordo ancora una volta, perché lo sappiamo dall'explicit del manoscritto escorialense. Escorialense perché viene appunto da San Lorenzo dell'Escorial, vicino a Madrid, che è l'unico testimone. Su questo ci soffermeremo dopo, perché questo, dal fatto che sia l'unico testimone, traiamo alcune conclusioni ovviamente circa la diffusione poi di questa traduzione. Ovviamente l'explicit non sappiamo se si riferisca alla conclusione del manoscritto stesso, che non è autografo, quindi sarebbe della appunto riproduzione del manoscritto, presumibilmente dall'autografo, anche se molti hanno pensato che questo manoscritto fosse addirittura l'autografo, o dalla traduzione vera e propria. Io non scendo nei dettagli filologici ora, che consentono di affermare con un certo grado di sicurezza che non si tratta di un manoscritto autografo di Andreu Fabré. Peraltro voglio dirvi, e lo voglio ricordare, che oggi come oggi il forse miglior studio su questa traduzione è una tesi dottorato che si è discussa pochi anni fa all'Università Autonoma di Barcellona, fatta da una studentessa che si chiama Parera, e che ha fatto un lavoro eccellente sia dal punto di vista filologico, perché analizza diciamo, il manoscritto che ci è arrivato, ma anche la storia dell'altro manoscritto che non ci è pervenuto, sul quale poi io dirò solo poche cose. Ecco, prima di affrontare ancora in modo puntuale la questione della trasmissione di questo testo e dell'eventuale successo che può avere avuto nel periodo in cui diciamo, viene vergato, dobbiamo fare un discorso retrospettivo sulle versioni esistenti allora della Divina Commedia. Per allora intendo i primi decenni del 400, del XV secolo. La più antica è probabilmente, a quanto sappiamo fino ad oggi, la versione latina in prosa di Giovanni da Serravalle, un presbitero, anzi un vescovo, che tradusse appunto in latino, ma in prosa, ripeto, le tre cantiche. Poi abbiamo la versione in castigliano, che viene finita esattamente l'anno prima, di una cantica da parte di Enrique de Villena. Siamo ancora in Spagna, e quindi siamo, diciamo, in un ambito culturale molto prossimo a quello della Catalogna. L'anno prima, quindi 1428, e quindi possiamo già dire, da queste sommarie informazioni, che da quello che sappiamo e dai documenti che abbiamo fino ad oggi, quella di Fabré in catalano è dunque la prima versione in una lingua romanza in versi ed integrale. Quindi ovviamente abbiamo escluso quella del latino, che è in prosa, ma diciamo non è in una lingua romanza, o meglio, anche se il latino è, come dire, il padre di tutte le lingue romanze. Ci chiediamo ora, proprio perché diciamo, la traduzione sembra non aver avuto una circolazione così massiccia, proprio perché ci sono giunti solo 2 manoscritti verosimilmente. Uno di questi lo tratteremo dopo, e quello che abbiamo già visto concluso nel 1429 non attestano un successo, diciamo, strepitoso di questa traduzione, che viene fatta anche perché Fabré collabora con i vari re catalani, sia prima del 1412, vi spiego rapidamente quello che succede nel 1412 nel regno catalano-aragonese. C'è un cambio dinastico, sostanzialmente fino al 1412 c'era un casato catalano, e il re Martino Lumano è l'ultimo, diciamo, rampollo di questo casato, il quale però muore senza eredi, non avendo figli, e quindi nel 1412 entra nel trono, diciamo, una dinastia che è di origine e di lingua non catalana, con Fernando Antequera, che diciamo, cambia un po' le cose dal punto di vista, diciamo, anche della gestione della cosa pubblica.
L'accordo fu un accordo laborioso nel 1412, mi soffermo solo un attimo, e venne siglato a Caspe, nell'odierna Aragona, e molta storiografia catalana interpreta questo come un primo elemento di spagnolizzazione, tra virgolette, della Catalogna. In realtà il problema è un po' più complesso, ma per ora, diciamo, accontentatevi di queste poche nozioni. In Catalogna sono presenti, quindi prima, diciamo, della versione che sappiamo può circolare solo ancora manoscritta, della commedia integrale o parziale, sono presenti numerosi manoscritti della commedia integrale o parziale con glosse in lingua catalana, ma appunto in lingua originale, cioè il toscano fiorentino di Dante. E questi manoscritti, che sono invece molto più numerosi, sia contemporanei alla traduzione febreriana, sia antecedenti. Dico che sono numerosi perché già poi ci sarà un esempio che vedremo tra poco di una sola, diciamo, re che aveva ben 5 codici che contenevano la Divina Commedia. Solo di sua proprietà, per dire, quando all'epoca voi sapete che possedere un codice non era cosa da poco. Secondo Mario Casella e Arturo Farinelli, che sono stati due grandi studiosi del mondo ispanico, anche se Farinelli poi era un germanista, ma è stato un comparatista, insomma un personaggio di alto spessore culturale, con le sue idiosincrasie e anche le sue passioni. Ecco, diciamo che Farinelli e Casella avevano individuato a suo tempo, negli studi che fecero, come veicolo di trasmissione, diciamo così, del testo originale della Divina Commedia, i commercianti toscani, o non solo toscani, comunque che venivano dalla penisola italiana, che giravano in Spagna. Ed erano numerosi, ne conosciamo parecchi. Io vi cito solo Baldassarre degli Ubriachi, Simone di Bartolozzo, Giovanni da Pisa e tanti altri che erano attivi proprio in Spagna in generale fino alla fine del 300. Altro canale poteva essere costituito, queste sono tutte ipotesi, badate, non sono certezze, non abbiamo supporti documentali che ci dicano esattamente questo, ma sono ipotesi che possono avere una certa credibilità. Per esempio, l'ipotesi che ci siano stati degli intellettuali catalani formatisi a Bologna che possono essere venuti in contatto con la Divina Commedia, possono aver portato anche dei manoscritti, quelli che attualmente stanno in Spagna, o almeno quelli che si sa, perché poi molti saranno anche andati perduti, come ad esempio Anselm Turmeda, che è un personaggio interessantissimo, che poi si laurea appunto a Bologna, ma poi si converte all'Islam. Ecco, questi personaggi potrebbero aver in qualche modo veicolato la conoscenza della Divina Commedia in Catalogna. Su questo, ecco, io vi cito qui uno studio, ma ce ne sono stati fatti parecchi che possono, diciamo, suffragare queste ipotesi di lavoro. Ripeto che non si tratta di certezze documentali e sostenute da documenti. Quindi quanto poteva circolare la versione di Faivre? E qui arriviamo al punto clou, diciamo, della faccenda, perché ci è pervenuto, come abbiamo visto, un solo manoscritto, scusate, ho scritto uno solo, ma è un solo manoscritto, che si trova a San Lorenzo del Escorial, come dicevo prima, vicino a Madrid, ma è riferita, e qui adesso entriamo in questo tema specifico, la presenza di un altro manoscritto nella città di Valencia, oggi perduto, di cui diede una prima notizia Torres y Amat, che era un erudito catalano della Rinascenza, cioè di quel periodo della storia catalana in cui le tradizioni linguistiche e culturali vengono, diciamo, in qualche modo rivitalizzate dopo un periodo di latenza piuttosto lungo. Ecco, Torres y Amat parla di un codice in pergamena lussuosamente rilegato e miniato presso la biblioteca di San Michel des Reis, che conterrebbe appunto la traduzione della Divina Commedia di Faivre, tradotta da Faivre. E poi, per dirvi come circolavano comunque i manoscritti anche non in traduzione, nella ricca biblioteca personale di Ferdinando d'Aragona
1488 ho messo la data perché di Ferdinandi ce ne sono diversi nel casato d'Aragona, quindi giusto per non fare confusione è meglio mettere le date, diciamo, estreme per capirci. Ereditata questa proprio dal monastero di San Michele des Reis, sono registrati ben 5 esemplari della commedia. E quindi capiamo che insomma era una opera che circolava. La descrizione di uno di questi non è indicata la lingua, ma corrisponde esattamente a quella che ci dà Torres Amat, poi ripreso anche da Vidali Valenciano, che è un altro studioso, che ci dà di questo manoscritto. La descrizione sembra dello stesso volume, non abbiamo la certezza, ma è molto molto probabile. Anche questo è dovuto agli studi fatti da Parera nella sua tesi di dottorato. Ecco, 1869 è la data in cui il manoscritto si volatilizza, non sappiamo dove sia finito. Lo sappiamo questo da il primo curatore di un'edizione a stampa che ho citato prima, che è Vidali Valenciano, che da quest'anno indicato qui, 1869, il manoscritto non è più reperibile ed è sparito forse a seguito della desamortizzazione, cioè della vendita della mano morta ecclesiastica, che è iniziata già a fine Settecento in Spagna, o forse a seguito della cosiddetta La Gloriosa, che è una rivoluzione che detronizzando Isabella II introduce dei cambi politici importanti, appunto rivoluzionari, nella Spagna del periodo. Ecco, a seguito di questo è probabile che il manoscritto abbia avuto una sorte che oggi ignoriamo, a meno che non salti fuori in qualche libreria antiquaria o da Sotheby chissà quando, forse depositato inavvertitamente da qualche incauto o, diciamo, tra virgolette, non conoscitore, eventuale possessore del manoscritto, però non abbiamo notizie a tutt'oggi. La circolazione della versione di Febvre e la sua qualità letteraria. Sulla circolazione quindi abbiamo visto qualche notizia, anche se, diciamo, come abbiamo detto, la fortuna di Dante è in parte indipendente da questa versione. Cioè, in Spagna si leggeva Dante, e non solo Dante, vuol dire Petrarca e altri autori italiani, Machiavelli, si leggevano anche in originale. Questo lo attestano la presenza di, appunto, manoscritti e copie, quando poi con l'avvento della stampa, copia stampa di molti autori che sono in lingua italiana. Dai dati finora in nostro possesso, quindi possiamo affermare quindi che la traduzione di Febvre non ebbe certo una ampia circolazione, anche se, diciamo, questo non vuol dire che non sia qualitativamente interessante, però, diciamo, quello che è la diffusione della traduzione in sé, quindi della conoscenza del poema dantesco, non è stata, da quello che possiamo affermare sulla base dei documenti, certo di ampia portata. Oggi la critica tende a rivalutare la versione di Andrea Febvre. Perché dico tende a rivalutare? Perché, diciamo, era un po' conflittuale, un po', come dire, molto combattuta l'interpretazione di questa traduzione. Oggi, ripeto, la critica, malgrado la versione, come avete già visto e come vedremo poi dagli esempi che faremo, malgrado sia ricca di calchi dell'italiano e italianismi che la rendono difficilmente leggibile per l'assoluta fedeltà al dettato dantesco, oggi appunto si tende a rivalutare. Per quanto riguarda, diciamo, non tanto quanto la traduzione in sé, ma la fortuna e la qualità della traduzione, vedremo poi alcune, diciamo, alcune nostre chiedo scusa, volevo vedere se per caso, diciamo, la registrazione era ancora in funzione, perché ho l'impressione che non sia
in funzione, però adesso pare che sia tutto a posto, quindi noi torniamo alla nostra esposizione e cerchiamo di arrivare. Eccoci. Allora, dicevamo dell'accoglienza di questa versione. Dicevamo dei due poli della critica. Oggi vi dicevo si tende a valutarla positivamente. Ma vediamo come eravamo partiti. Secondo il citato Vidali Valenciano, che ripeto, era il curatore della prima edizione a stampa di quell'unico manoscritto di Févret che trasmetteva la traduzione, ecco, questo Vidali Valenciano dice che si trattava, nonostante i difetti che vi ho detto, calchi, italianismi, calchi sintattici che rendono oggi effettivamente di ardua comprensione per un catalano, diciamo, di media cultura questa opera, si trattava di un'opera tra quelle di maggior valore in assoluto della letteratura catalana. Non so, ci sono delle letterature, non so, quella svedese, insomma, che pensano magari che le loro traduzioni di Shakespeare siano già di per sé, e questo la dice lunga sull'importanza che viene data alle traduzioni, già di per sé dei capolavori della letteratura svedese. Faccio questo esempio perché è l'opinione che ha Valenciano sulla traduzione di Févret della Divina Commedia, quindi già un valore assoluto addirittura per la letteratura catalana. Invece un ispanista notevolissimo, francese Morel Fassion, è tassativo sull'altro fronte. Letterariamente parlando si tratta di un'opera mediocre. Lo stile di Févret non ha niente di personale, non è che un calco più o meno felice, generalmente esatto, della frase italiana. E così si esprime anche un critico catalano, che si chiama Alfonso Parr, o Alphonse Parr. La sua opera, da una parte, ha più italiano che catalano, e dall'altra è una traduzione assai dolenta, oddio, non serve tradurlo, cattiva. Sono molti i brani che non solamente sono oggi inintellegibili, ma che credo anche fermamente che nemmeno lui stesso, Févret, intendo, li comprendesse. Ecco, io non leggo tutta la citazione, ma capite che qua ci troviamo di fronte proprio a due punti di vista opposti, divergenti. Alphonse Parr è, diciamo, un critico del Novecento, tanto per dare Morel Fassion tra 8 e 900, e Vidali Valenciano più 800 che 900, quindi diciamo sono grosso modo in aree, tranne Alphonse Parr, abbastanza contigue. Oggi, e ho scelto, diciamo, questa opinione di Badia e Marguerite, che è un grande linguista scomparso pochi anni fa, che ha studiato a fondo la traduzione di Févret, si vedono più le virtù di questa traduzione, non solo perché trasmette la prima traduzione in versi, che è già un merito assoluto, perché ricreare la terzina dantesca con le rime, diciamo gli accenti e così via, non è cosa semplice per, diciamo, una lingua che poi è ricca come il catalano di parole tronche, che rendono anche un po', diciamo, più complicata per certi versi la diciamo, prosodia. Il secondo elemento è la fedeltà all'originale, che è un dato assolutamente meritorio per una versione. E infine Févret fa il primo tentativo di introduzione in ambito letterario catalano della terzina, dell'endecasillabo e del sistema accentuativo del verso dantesco. Quindi sono tre operazioni che ci dicono che tre caratteristiche che ci dicono che questa operazione della traduzione di Févret in catalano la Divina Commedia è un'operazione che va valutata con l'importanza e, diciamo, con le sottolineature positive che merita. Ecco, per darvi un'idea, siamo arrivati grosso modo in un momento in cui anche ora di vedere Févret traduce. Io credo che, diciamo, non serva nemmeno che io vi legga i versi stranoti, se così vogliamo. Ho scelto proprio
un brano del 26esimo dell'Inferno, il canto di Ulisse, in cui, diciamo, anche nelle memorie scolastiche di molti magari che ci stanno ascoltando, non parlo poi degli specialisti che ovviamente troveranno giustamente anche banale questa scelta, ma diciamo è per far capire come funziona la traduzione di Févret. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già mi aveva lasciata Setta. Ecco, già l'ho ambientato un po' nell'area iberica tra Ceuta e Siviglia. E vedete come se noi leggessimo il testo catalano, forse avremmo noi più facilità di comprenderlo, il testo catalano, che un catalano. Non solo perché c'è nella memoria di molti di noi questo canto della Divina Commedia, ma anche perché effettivamente le caratteristiche sintattiche e anche, diciamo, lessicali sono molto simili all'originale italiano. Veniamo alla parte, diciamo, finale di questa. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro il sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ecco, anche in questo caso non aggiungo granché alla lettura dell'italiano. Vedete che ha anche, diciamo, non solo una meccanica del verso abbastanza simile, ma anche una fonetica, proprio perché le due lingue che ragionano e insistono su una radice comune, che è quella latina, hanno diciamo delle parole, molte parole che iniziano e hanno le stesse consonanti, le stesse lettere, proprio dall'inizio, frares meus. Oggi, per esempio, per dire frare, non so quanti lo capiscono, in catalano corrente oggi si dice germà per dire fratello, però vedete che nell'epoca era diffusa anche questa modalità di dire fratello. Germanus noi non lo adoperiamo quasi più, e quindi vedete che sono scelte diverse che le lingue romanze hanno fatto rispetto al proprio lessico. In questo caso, nel lessico medievale, vedete che comunque permangono molti punti di adesione. L'altro problema che ci poniamo ora, prima di arrivare alla parte finale della nostra comunicazione, che riguarda la fortuna in alcuni scrittori, è quale sia la fonte di manoscritto fonte di Févret, perché ovviamente io adesso l'ho confrontato con l'edizione critica di Pedrocchi, ma l'edizione critica ovviamente è un testo che deriva dalla considerazione di tantissimi manoscritti che sono stati collocati nel cosiddetto stemma codicum, e poi Petrocchi ha operato ovviamente le sue scelte editoriali. Quindi sul manoscritto fonte c'è un articolo specifico che qui cito di Marco Piccat, che dà una sua risposta abbastanza precisa. Per una volta tanto, ogni tanto i filologi mantengono sempre molte porte aperte, perché certezze molto spesso non ve ne sono, ma in questo caso sembra che una certezza vi possa essere. Dice: il codice dello stemma Petrocchi CO, quello di Cortona appunto, conferma il rapporto diretto che lo lega alla versione di Févret, continuando ad insistere, anche se non più da solo, come riferimento essenziale per il testo catalano. Quindi un manoscritto o il Cortona, forse è difficile, ma un manoscritto di quella famiglia, di quel ramo della tradizione, è probabilmente la fonte di Andreu Févret. Dico questo perché se voi guardate lo stemma codicum, io non l'ho riportato, di Pedrocchi per la sua edizione critica, è uno stemma codicum assolutamente intricatissimo, con diversi, diciamo, rami, ma soprattutto anche con diverse, che sono sempre problematiche per i filologi testuali, contaminazioni, quindi di fonti da più manoscritti, anche se magari è collocabile all'interno di un certo ramo. È un manoscritto, diciamo uno stemma complesso, che attesta la complessità della storia editoriale della commedia, e anche ovviamente per la presenza di molti testimoni del successo della commedia. E veniamo
ad alcuni spunti sulla presenza di Dante nella letteratura catalana, che era quanto vi dicevo prima avrei trattato alla fine di questa comunicazione. E comincio con un autore contemporaneo che è molto diverso da Dante, ma che a Dante fa riferimento esplicito in un verso del suo canzoniere, chiamiamolo così all'italiano, o dei suoi dictats, come li chiama lui. Mi riferisco a Ausias Marc. Ausias Marc, molti non lo conosceranno, ma è ritenuto da molti oggi il maggior poeta europeo del 400, non dico maggior poeta europeo. Non lo dico io, lo dice Costanzo di Girolamo, lo dicono tanti altri critici che non hanno magari una, come dire, predilezione esclusiva per la Catalogna, come potrei essere accusato di avere io, ma che hanno una visione magari più plurale. Ecco, la citazione esplicita la troviamo nel Dictat 45, versi 89 e 91, O bon amor, a chi morno triunfa, segons l'odant, storia recompta, e negum segn presumì non s'occupa. O buon amore, che si oppone al folle amore, che è quello carnale, che sulla morte trionfi, secondo quanto Dante racconta, e nessun assennato riesce ad immaginarne. Marc è molto spesso oscuro, diciamo che la sua poesia e anche il suo concetto di amore è abbastanza diverso da quello di Dante, ma da Dante certamente Marc desume moltissime idee poetiche, come dimostrano gli stessi, diciamo, studi fatti di Girolamo. Adesso io non scendo nello specifico, ma vi posso assicurare che sono decine di versi che sono riconducibili quasi pari pari a dei versi danteschi, prevalentemente della commedia, ma non solo. E ci troviamo di fronte a un autore appunto che vive il secolo successivo rispetto a quello in cui muore Dante, quindi insomma parecchio tempo dopo. E quindi al di là di questa singola citazione, di questo apax legomenon all'interno dell'opera Ausias Marchiana, però troviamo che c'è non solo un'allusione diretta, ma c'è senz'altro anche, come dire, una conoscenza. Lo possiamo anche desumere dal fatto, per esempio, che Ausias Marc e Febré si conobbero, come vedete qui nella slide, nella campagna di Sardegna e di Corsica del 1421. E quindi, avendo questa notizia di una conoscenza diretta, è praticamente quasi certo che probabilmente nel 421, se non aveva già iniziato la sua traduzione, comunque ci pensava, perché non è che si concluda la traduzione della Divina Commedia in poco tempo, soprattutto per una persona come Febré, che aveva, diciamo, aveva incarichi importanti all'interno delle varie corti reali che lui frequentò, dei vari re, quindi non è che si improvvisi, per cui è quasi certo che di Ausias Marc di Dante aveva certamente una buona conoscenza. Ed ecco, proprio per concludere ho fatto una silloge di 6 scrittori catalani, più o meno vedete quasi tutti contemporanei. Ho separato l'ultimo, che in realtà non è catalano ma è valenzano, ma scrive in catalano, quindi diciamo appartiene allo stesso mondo culturale. I primi 2 sono 2 traduttori della commedia, cioè Narcís Verdaguer Callís e Antoni d'Espona. Joan Maragall è un poeta che non tradusse Dante di per sé, ma tradusse per esempio Novalis molto dal tedesco, eccetera. Josep Maria de Sagarra è l'autore di una versione completa in versi, più recente, cominciata negli anni 30, della Divina Commedia. Josep Pla non ha tradotto Dante, ma certamente era un grande ammiratore dell'Italia e della sua cultura, a cui ha dedicato diversi libri. Uno degli ultimi si intitola Italia di al Mediterraneo, dove traduce De Sanctis, traduce diverse opere, capitoli di opere italiane all'interno di questo centone, potremmo dire, non in termini spregiativi, ma perché mette dentro un po' di tutto, per far conoscere quella che secondo lui è una delle più importanti culture europee. E infine ho messo Jean-Francesc Mira, che è un traduttore recentissimo. La sua edizione della Divina Commedia è proprio dell'inizio del 2000 e su 3 libri è stata elogiatissima. Io non la conosco sinceramente, ma conoscendo Jean-Francesc Mira e la sua prospettiva di classicista e di traduttore intelligente, non posso
altro che pensare che abbia fatto un eccellente lavoro. Allora dicevo, Narcís Verdaguer-Callís e Antonio Estepona hanno fatto due versioni diciamo parziali ovviamente, e attestano un interesse diretto per la Divina Commedia, anche se poi hanno tradotto anche altro, anche altri poeti, ma diciamo si occupavano di mediazione. In questo periodo la Catalogna traduce moltissimo. Siamo all'inizio del Novecento, la traduzione di Verdaguer-Callís esce nel 1921 e diciamo nel secondo decennio del Novecento si fonda in Catalogna, per la volontà di un grandissimo benefattore che si chiamava Francesc Cambó, una collana di classici greci e latini che si chiama ed vive ancora oggi, ha pubblicato più di 500 volumi di classici greci e latini, che si chiama la Fundació Bernat Metge. Quindi questo per attestare quanto di importanza alla traduzione e all'impossessi delle altre culture e farle proprie tramite la traduzione. E infine ho lasciato, diciamo, approfondirò con le ultime due slide le figure di Joan Maragall e Josep Pla. Perché? Perché non sono i traduttori specifici della Divina Commedia, ma sono degli scrittori, tra virgolette, normali, che quindi non hanno un interesse, diciamo, traduttivo proprio nei confronti della Divina Commedia. Vediamo cosa ci dice Joan Maragall, morto nel 1911, cita i primi tre versi della terza cantica della Divina Commedia: la gloria di colui che tutto muove, conosciutissimi, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. In una parte più e meno altrove. Scusate la lettura un po' veramente difettosa, me ne scuso con i miei ascoltatori. Dunque, e ha questa, secondo me, bellissima commento che da un lato è quello di un critico, ma dall'altro anche quello di un semplice lettore, che centra sull'emozione proprio che gli dà la lettura di Dante. Joan Maragall ha avuto una storia anche nei confronti, diciamo, della religione. Certamente lui era un cattolico, ma un cattolico anche con idee originali, quindi diciamo non un cattolico versato particolarmente nell'ortodossia. È stata molto studiata la religiosità di Maragall ed era un grandissimo poeta, forse il maggiore poeta del Novecento catalano. Se Dante, o di fine Ottocento, insomma dipende, se Dante, scrive Maragall, non fosse stato un teologo e un sapiente, la sua emozione non ci avrebbe parlato in questo modo. Ma parlando così, il teologo e il sapiente diventano semplicemente un bambino poeta, e per questo, nei tre versi che aprono il Paradiso, l'onnipresenza di Dio inonda il cuore di ciascun uomo, come non riuscirebbe un capitolo di teologia e nemmeno altri versi dello stesso Dante. Questa citazione l'ho presa da un bellissimo studio di Francesco Ardolino, proprio sulla influenza di Dante. Si tratta di un libro, quindi l'influenza di Dante nell'opera di Maragall. E vengo all'ultimo autore, molto diverso da Maragall, un prosatore. Lui detestava la poesia, in qualche modo, lo scrive anche, la considerava superflua, Josep Pla, pieno anche di idee geniali e soprattutto diciamo molto attento alla selezione della terminologia della sua lingua. Ci ha lasciato un'opera immensa Josep Pla, una cinquantina di volumi di questo spessore qui. Adesso ve ne faccio vedere uno. Questo è il primo, è il Quadern Gris, appunto. Una cinquantina di questi volumi che sono talora ripetitivi, ma che ci danno la dimensione della qualità letteraria. E in questi volumi l'Italia è molto spesso presente, in termini monografici in alcuni di essi. Il volume 37 dell'opera completa, per esempio, Italia Mediterranei, in cui, come vi dicevo prima, traduce molti testi della letteratura italiana e della critica italiana. Ma cita anche, pur essendo lui molto, diciamo, distante da una visione religiosa della vita, cita Dante proprio nel Quadern Gris, che è un suo diario, forse la sua opera maggiore, redatto dal 1918-19, ma pubblicato solo nel 1966, in cui probabilmente ci mette mano anche dopo le date indicate
e quindi diciamo fissare la data esattamente compositiva è un po' problematico. Comunque scrive nel Quaderno Gris questa citazione: Las estrellas parpagliegen sobre els teulats. Penso in aquella musica del Dante, sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Ecco, questo è il catalano corrente, quello sopra che ho letto prima, e la citazione che Pla fa, che viene probabilmente dal Purgatorio, anche se diciamo troviamo nel Convivio, nel Trattato terzo e Canzone seconda, proprio questi versi, l'1 al 5, con il commento. Ma è probabile che, dato che c'era la Divina Commedia nella biblioteca di Pla, molto sottolineata, e peraltro molto sottolineata è anche gli esemplari della Divina Commedia che abbiamo nella biblioteca di Joan Maragall, quindi abbiamo di lettori che non sono episodici, sono lettori approfonditi. E questo, diciamo, terzina che viene presa appunto probabilmente dal Purgatorio è una delle non tantissime citazioni che Pla fa di Dante. Lui preferiva Machiavelli, preferiva altri autori, e quando dico questi altri autori amava, diciamo, la figura critica di Francesco De Santis, amava la poesia di Leopardi. Capite che ci troviamo in un mondo che è diverso da quello di Dante, ma pur, diciamo, nella passione per un mondo diverso da quello di Dante, poco, diciamo, orientato alla dimensione metafisica, Joseph Pla riconosce in questo nostro scrittore un maestro della cultura europea. Io con questo ho concluso la mia comunicazione e spero di non aver lasciato nulla di particolarmente importante, anche se queste comunicazioni possono essere sempre difettose per moltissimi aspetti. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, io ben volentieri posso rispondere, per quello che sono le mie conoscenze, all'indirizzo di posta elettronica rigobon@unive.it. Un saluto a tutti quanti e spero che questo mese dantesco sia diciamo un motivo per ritornare con più convinzione ancora a una lettura approfondita della Divina Commedia, ma non solo di questa grande opera di Dante.